ritengo che nel 2022 Treviso sarà sicuramente super attrezzata per essere una delle migliori città europee dello sport in Europa. L'aveva dato per assegnato venerdì scorso e oggi è arrivata la conferma ufficiale. Treviso sarà nel 2022 la città europea dello sport. Evidentemente in questo nuovo millennio le due ultime cifre gemelle portano bene per Treviso. Città europea dello sport nel 2011, bissato nuovamente 11 anni dopo. Dal presidente Zaia il plauso per l'obiettivo raggiunto, inevitabile la soddisfazione del sindaco Mario Conte, convinto che mai come adesso notizie come questa siano fondamentali. Ci voleva francamente per il morale, per la testa, per il cuore, però insomma io parto sempre dal presupposto che questo Covid finirà. E con la soddisfazione ora inizia il percorso che culminerà tra poco più di un anno dal 1° gennaio. Adesso ci aspetta un anno di progettazione per avere 365 giorni di sport nel 2022, quindi sempre in ottica di progettare quel futuro che ci vedrà protagonisti appena finirà questo Covid, perché ribadisco il Covid finirà. Noi ci faremo trovare pronti anche con questo grande progetto sportivo che ci darà lustro a livello nazionale e internazionale. E siccome ci si augura che le belle notizie non arrivino mai da sole, la prossima legata al riconoscimento europeo potrebbe essere in rosa. Per la nostra azienda, posso anche essere un po' di parte, potrebbe essere un motivo in più per esempio per far riportare un Giro d'Italia nel 2022.